comitato Interreg Italia-Austria ha approvato 19 progetti, 11 di questi saranno coordinati dal Veneto per un totale di 9 milioni di euro. Sono progetti transfrontalieri che vedranno soprattutto capofila la Regione come elemento di coordinamento, ma come partecipazione mi preme sottolineare la presenza forte della provincia di Belluno con due progetti, uno del comune di Livinallongo e uno dell'azienda sanitaria. Il primo ha come riferimento un percorso museale, il secondo lo studio di alcune malattie riguardanti soprattutto le persone che abitano nelle montagne. Quindi sono due progetti che dimostrano come nel nostro territorio veneto ci sia la capacità di presentare diciamo, progetti che vanno a essere di qualità e a superare la concorrenza degli altri territori, quindi credo sia un elemento anche che dimostra come non solo la regione come ente ma anche i nostri territori sappiano utilizzare bene le risorse che avvengono dalla programmazione comunitaria.